Obiettivo playoff che accomuna due realtà ambiziose che promettono di dare spettacolo nel match odierno. Un caloroso benvenuto dal Pala Panzini per Defender Giovinazzo Polisportiva Futura, valevole per la 18ª giornata del campionato di Serie A2 Elite Girone B. Una sfida attesa, una sfida che mette di fronte due delle squadre che stanno vivendo un momento sicuramente significativo. Basti pensare al fatto che da una parte il Defender Giovinazzo arriva alla sfida con 5 risultati utili consecutivi, con 3 vittorie consecutive dopo l'1-7 con la Tombesi, 6-3 con i Mascalucia e il 2-5 con i Cusmolise. Polisportiva Futura che non perde dal 16 novembre, 29 punti che valgono il secondo posto con 8 vittorie, 5 pareggi, 3 sconfitte e soprattutto una lunga serie di risultati utili consecutivi che proviene addirittura dal 16 novembre, giorno in cui la Polisportiva Regina fu sconfitta dal Capurso, e proprio con il Capurso è arrivato lo stop in settimana in Coppa Italia A2 Elite, ma nulla da togliere all'ottimo momento di forma davvero di Umberto Onorio e compagni. Vi diamo lettura delle due distinte con il Giovinazzo che si schiera con Alessandro Marolla, Sosa, Piscitelli, Fanfulla, Di Fonso, Di Capua, Francesco Pio Marolla, Lanotte, Palumbo, Greco, Teramo, Divanei, allenatore il signor Luigi Bernardo. Risponde la Polisportiva Futura con Dato, Scopelliti, Squillaci, Pizzetta, Onorio, Torino, Parisi, Pedotti, Martino, Labate, Falcone, Musumeci, allenatori il signor Angelo Sacca. Gara diretta dai signori Andrea Guadagnini di Castelfranco Veneto, Andrea Dessi di Oristano, crono affidato al signor Alessandro De Sogus di Carbonia. Ovviamente vi daremo anche lettura dei due quintetti a disposizione delle squadre, cominciando la Polisportiva Futura che si schiera con Falcone, con Parisi tra i pali, poi Onorio, Pedotti e Pisetta, con un terzetto, quest'ultimo, di grandissima esperienza, con giocatori che hanno militato anche in Serie A. Risponde il Giovinazzo con Divanei. A proposito di esperienza, impatto devastante per Divanei in maglia biancoverde, poi completato il quintetto da Di Fonso, da Pio Marolla, da Sosa e tra i pali l'immancabile Stino Di Capua. Il primo pallone che sarà giocato dal Giovinazzo, che spera con un successo di rientrare ufficialmente in corsa per i playoff. Un risultato impensabile o comunque impronosticabile fino a un mese e mezzo fa, prima della serie di risultati utili a disposizione della formazione biancoverde. Allora, buon futsal a tutte e tutti. Giovinazzo in consueta tenuta biancoverde, maglia casalinga anche per la Polisportiva Futura che si schiera in maglia giallo-blu. Alcuni accorgimenti ancora prima dell'inizio della gara con il primo arbitro, il signor Guadagnini di Castelfranco Veneto, che adesso decreta l'inizio del match. Pio Marolla per Sosa, Di Fonso, Sosa, la palla per Divanei. Ovviamente per la situazione legata ai 3 stranieri da schierare è Mehuto che è rimasto fuori dalla lista a disposizione di Bernardo. Scelta obbligata in piena accettazione del regolamento. Di Fonso, Sosa, la palla per Divanei. Sosa, Divanei, chiede il movimento di Pio Marolla, va però da Sosa, poi Di Fonso, Sosa, Divanei, lotta serrata per i playoff con diverse squadre coinvolte. La palla per Divanei lunga, lascia scorrere Onorio, un vero e proprio monumento del calcio a 5 italiano e non. 9 scudetti per lui che lo rendono il giocatore più titolato nel campionato nazionale. Taglio proprio di Onorio che fa sportellate, mantiene palla, di grande esperienza, poi serve Pedotti, ex Bisceglie. Pisetta arma la conclusione di Mancino. Ultimo tocco è proprio dell'ex Odissea 2000 che in Coppa contro il New Taranto è stato grande protagonista con una tripletta. Pio Marolla, Sosa, palla per Divanei, Sosa, Divanei,
Sosa a memoria per Di Fonso, suggerimento però a lungo, cenno d'intesa tra i due. Si riparte con la rimessa laterale per la Polisportiva Futura. Onorio, Pedotti, Parisi va a lungo a cercare Falcone che non arriva sulla palla. Falcone che a pari di Umberto Onorio, il capocannoniere della Polisportiva Futura, con 10 successi personali. Piomarolla, Sosa, Piomarolla, Divanei, suggerimento intercettato da Falcone, poi Pedotti riesce a mantenere la palla che arriva a Falcone, taglio di Onorio, viene servita ancora Gio Pedotti. Pisetta, attenzione a questo controllo non semplice da parte di Falcone, poi Parisi va a lungo, non può arrivarci Pisetta, c'è la rimessa laterale per il Giovinazzo. Sosa, Divanei, 3 gol per lui, che ha dato il suo contributo in termini di qualità e esperienza, classe 1984. Attenzione a Falcone che recupera palla, Pisetta prova a involarsi, Pisetta, buona chiusura da parte di Capo, attenzione che il Giovinazzo riparte e riparte velocemente con Di Fonso per Piomarolla, il suggerimento lungo. Applausi comunque del caloroso pubblico del Palapansini per la giocata dei propri beniamini. Esce intanto Falcone, entra Scopelliti. 5 gol per Scopelliti, il bottino personale del giocatore in maglia numero 5. Scopelliti, Pisetta, palla per Pedotti, Pisetta, Onorio, il taglio di Pisetta che per un attimo viene dimenticato da Sosa, suggerimento però lungo. Sosa, attenzione a Sosa, Piomarolla riesce a guadagnare la rimessa laterale dopo un attimo di esitazione da parte dell'arbitro. Sosa, Divanei, Di Fonso, Sosa, va da Divanei, Di Fonso, Sosa, Divanei, suggerimento per Di Fonso che riesce per un attimo a passare, poi c'è Pedotti che spazza via senza troppi fronzoli. 16:37 sul cronometro, intanto passati più di 3 minuti dall'inizio del match. Sosa, Divanei, Sosa, il blocco di Piomarolla, Sosa prova a liberare Di Fonso che rientra ancora Di Fonso contro Onorio, Di Fonso, ma poi c'è la difesa da parte della Polisportiva Futura, poi Pisetta invita ad alzarsi l'arbitro, rimessa battuta velocemente da parte del Giovinazzo. Divanei, Sosa, taglio ancora di Di Fonso che va di testa a dispetto diciamo della statura non elevata, poi Sosa combatte contro Pisetta che prova a impensierire l'uruguaiano che torna con esperienza da Di Capua. Applausi da Palapansini. Divanei va di esterno, telecomandato però questo passaggio. Riparte la Polisportiva Futura, attenzione con il taglio che non va a buon fine da parte di Musumeci, appena entrato, così come è appena entrato Torino per la Polisportiva Futura, espulso nel corso del match contro il Capurso, vinto dai biancorossi in Coppa Italia a 2 Elite. Scopelliti, Parisi, tentativo alto da parte di Parisi. Di Capua, suggerimento che trova Scopelliti di testa, poi c'è il contrasto con Musumeci, rimessa laterale per il Giovinazzo, entra Fanfulla per i biancoverdi.
Di Fonso, serve proprio Fanfulla, ultimo tocco è di Fanfulla che non riesce ad agganciare questa palla, rimessa laterale per la Polisportiva Futura che è al secondo posto al pari del Pescara, seppur il Pescara con una partita in meno. Per il turno di riposo già effettuato, attenzione a Sosa, Sosa calcia, trova la deviazione di Musumeci, calcio d'angolo Giovinazzo. Divanei di sinistro, ancora Musumeci a opporsi con il corpo, palla sempre a disposizione per il defender Giovinazzo. Sosa, Di Fonso, ancora Di Fonso, prova a trovare il corridoio per Divanei che non sbaglia. Divanei 1-0, defender Giovinazzo. Che corridoio di Fonso per Divanei che ha spedito la palla sotto l'incrocio, si sblocca il risultato al palla Pansini con Divanei. Giocatore di immensa classe Alexandre Divanei che fa 4 in campionato. Musumeci, suggerimento lungo, tutto facile per Di Capua. Teramo, Divanei, ancora Divanei per Teramo. Sosa, attenzione a Pedotti che va a ringhiare sulla palla, poi Divanei, grande giocata di prima intenzione, ancora di esterno Divanei, Sosa non ci arriva per un attimo, Scoppelliti, Pedotti per Musumeci, poi riesce Fanfulla a intervenire sulla palla, Scopelliti, attenzione a questo fraseggio non perfetto da parte della Polisportiva Futura. Scopelliti di esterno però ha provato a trovare Torino, bella giocata, c'è però l'intervento di Sosa, rimessa laterale, entra in campo Palumbo per il Giovinazzo. Scopelliti, Musumeci, Pedotti, poi Sosa intercetta molto bene, non altrettanto bene col piattone, ma c'è comunque la palla per il Giovinazzo con Teramo, Teramo gioco di gambe, apparecchia per Palumbo, Palumbo, attenzione ancora a Palumbo che beneficia di un rimpallo, poi riparte però la Polisportiva Futura con Musumeci che guadagna la rimessa laterale. Rientra in campo Pisetta, esce Gio Pedotti. Pisetta, Torino, va a Torino, attenzione al Giovinazzo che riparte con Fanfulla, ma Scopelliti fa buona guardia. Musumeci, puntata di Musumeci che mantiene la palla, poi serve Pisetta. Pisetta, prova ad andare via Pisetta, attenzione alla sua conclusione. Pisetta, la parata di Capua, l'avevamo chiamata la conclusione di Pisetta, bravissimo, Stino Di Capua. Scopelliti, la palla che in qualche modo arriva a Musumeci che lascia scorrere in calcio d'angolo. C'è stata la deviazione però determinante di Sosa perché sarebbe stato tutto solo Musumeci. Calcio d'angolo, Polisportiva Futura. Riparte Giovinazzo però con Fanfulla, Fanfulla rientra ma c'è l'intervento per un attimo di Musumeci, poi Palumbo non trova la porta. Se l'è trovata casualmente Palumbo questa palla sul sinistro, sicuramente poteva fare di più ma non era semplice. Entra l'Abate, intanto per la Futura esce Musumeci, riparte la Futura proprio con l'Abate che calcia, solo esterno della rete per lui. Dopo 2 secondi si è trovato la palla sul sinistro l'Abate, tentativo però che termina sull'esterno della rete. Teramo, arrivato a Sala Consilina a dicembre. Fanfulla trova la deviazione ma riesce a guadagnare la rimessa laterale.
Teramo, deviazione, rimessa laterale ancora per il Giovinazzo. Sosa calcia, trova l'Abate. Intanto c'è il cambio con Falcone che rileva Scopelliti. Teramo, Sosa, Fanfulla prende posizione, ancora Fanfulla, però c'è l'intervento di Pisetta, poi rinviene sulla palla Sosa che riesce a ripartire da Di Capua, poi Di Capua sbaglia il rinvio, ma nulla da togliere a Sosa. Rimessa laterale per la Polisportiva Futura. Pisetta batte per Umberto Onorio. La batte per Onorio, attenzione, Onorio va di esterno ma capisce tutto Palumbo, poi Teramo va da Fanfulla. Cenno d'intesa con questo contropiede non gestito benissimo. Pisetta, Onorio, Falcone, va dall'Abate, poi non arriva sulla palla Onorio. Ci sono 3 cambi con l'ingresso di Capitan Piscitelli, Di Fonso e poi per Divanei che ha aperto le danze in questo match con un gol di pregevole fattura. Palumbo, ancora Palumbo, Divanei, finta Divanei, va da Piscitelli. Palumbo, Divanei, lascia scorrere per Piscitelli che poi va di esterno, Di Fonso, di tacco, che giocata per il Giovinazzo, Palumbo su esterno della rete. Gli applausi del Pala Panzini che hanno visto davvero una bellissima giocata. Poi Palumbo non è riuscito a trovare la porta, ma era difficilissimo da quella posizione. Azione corale per i biancoverdi, Bernardo. Falcone, l'Abate, Piscitelli, Di Fonso, attenzione invitante questo contropiede, poi Palumbo fa malissimo qui a servire senza precisione Piscitelli, palla fuori. Falcone sbaglia tutto, poi Divanei non arriva sulla palla per un soffio. Falcone, attenzione ancora incerta la Polisportiva Futura nel possesso. Ha un po' accusato i colpi la realtà di Motta San Giovanni, provincia di Reggio Calabria. Palumbo, una realtà consolidata nel campionato di Serie A2 prima e A2 Elite dopo. Riparte proprio la Polisportiva Futura con Pisetta, ma c'è il grande recupero di Palumbo, poi altrettanto bene Falcone, contropiede Futura, Falcone, la deviazione di Vanei, calcio d'angolo. C'è il time out chiamato alla Polisportiva Futura, piccolo break. Si ritorna in campo con il possesso per la Polisportiva Futura, 11:02 su cronometro. Ci avviciniamo all'inizio della seconda parte del primo tempo.
Onorio per Pisetta, carica il destro, indirizzato verso la porta, che salvataggio, poi ancora Onorio, che salvataggio di Di Fonso, si era coordinato magistralmente Ariel Pisetta. L'Abate incespica sulla palla, tutto facile per la difesa del Giovinazzo in questo frangente. Piscitelli, Divanei, va da Di Fonso, ancora Di Fonso, poi rimpallo che favorisce la Polisportiva Futura. Parisi, lungo, senza trovare alcun compagno. Piscitelli, Divanei, ancora Divanei di esterno, non trova nessun compagno. Pressing asfissiante della Futura, rientra in campo Gio Pedotti per Falcone. L'Abate, conclusione, c'è la parata di Capua. È riuscita a liberarsi l'Abate, occhio che la Futura sembra aver alzato i giri del gioco. Rimessa laterale per la Polisportiva Futura. Onorio per Pisetta, c'è arrivato Di Capua, che parata, calcio d'angolo per la Polisportiva Futura. Terza conclusione verso la porta di Capua per la Futura, pericolosissima a gioco fermo. Ancora Pisetta, ancora di destro Pisetta, doppia deviazione. È rimessa laterale per la Polisportiva Futura. Onorio, serve ancora Pisetta, questa volta si oppone Di Fonso. Scopelliti per l'Abate intanto. Scopelliti, Pedotti, Onorio, Pedotti lungo da Pisetta, Divanei ci arriva, però poi non riesce a tenere la palla in campo Piomarolla. Pedotti chiede di cambiare la palla. Pedotti probabilmente è sgonfio il pallone. Rimessa laterale per il Giovinazzo con Divanei che restituisce palla a Parisi. Scopelliti, Pedotti, torna da Pisetta. Scopelliti, Pisetta, Pedotti, Onorio, attenzione che ha spazio Onorio e non è mai una buona idea. Onorio prova ad andare via, ancora Onorio, mette in mezzo, riesce a intervenire Di Capua. Lungo da Piomarolla, poi c'è l'intervento di Pedotti. Sosa, Divanei, ancora Sosa, Divanei, di tacco per Di Fonso, Divanei, Di Fonso, ancora Di Fonso, va sulla stessa corsia di Divanei, si trascina la palla fuori. 8,56 su cronometro. Pedotti, Onorio, Scopelliti,
Onorio, Scopelliti, attenzione Onorio, posizione di pivot, la palla per la puntata che colpisce il palo, poi arriva Onorio per il pareggio, palo di Pedotti, poi Onorio non sbaglia a porta semisguarnita, 1-1. Il pareggio della Polisportiva Futura che arriva con Umberto Onorio. Sosa, cambiato nuovamente il risultato, 1-1 al Palapansini con Umberto Onorio. Di Fonso prova ad andare via, viene steso da Pisetta, calcio di punizione. Sosa, attenzione a Pisetta che aveva intercettato per un attimo la palla. Sosa, Divanei, serve Sosa, viene stesa ancora da Pisetta, inevitabile qui il giallo, ammonito Pisetta. E intanto vi diamo lettura degli attuali risultati con Tombesi Ortona Melilli 3-3 e con il Cus Molise in svantaggio per 0-1 con la capolista Bulldog Capurso che è passata in vantaggio grazie alla rete di Perri. Le altre 3 gare saranno disputate successivamente. Intanto pronto Divanei, va Divanei, conclusione che trova Onorio. Altre gare Mascalucia Lazio ore 5 al pari di Ternana Taranto, alle 6 invece posticipo tra Roma Calcio a 5 e Pescara a completare la 18ª giornata del campionato di Serie 2 Elite. Di Fonso, Sosa, ancora Sosa, sbaglia il passaggio, deve riordinare le idee il Giovinazzo dopo il pareggio di Onorio. Musumeci non ci arriva sulla palla Scopelliti. Divanei, Piemarolla, Sosa, Piemarolla, palla per Divanei, steso, arriva la chiamata da parte del primo arbitro, calcio di punizione per il Giovinazzo, terzo fallo nel giro di un minuto praticamente per la Futura. Ricordiamo che dopo 5 falli sarà il bonus a disposizione per la squadra che subisce ovviamente più di 5 falli, che comporta il tiro libero. Questa volta va Sosa, il nazionale uruguaiano. Pronto Sosa, Sosa per Divanei, ancora Divanei, ancora Divanei, 2-1, non sbaglia mai Divanei, la doppietta che vale il nuovo vantaggio Giovinazzo. Scatenato Divanei che fa doppietta, Alexandre Menino Divanei, 2-1 per i biancoverdi. 7:22 da giocare, partita bellissima al Palapansini. L'errore qui di Scopelliti, rimessa laterale per il Giovinazzo, la palla che aveva colpito la traversa e poi aveva varcato abbondantemente la linea. Sosa trova la deviazione, calcio d'angolo Giovinazzo. Attenzione a Divanei che si allunga, non riesce a tenere la palla in campo. Rimessa laterale per la Futura.
Onorio, Pedotti, movimento di Musumeci, va Musumeci, ultimo tocco è proprio del 74, giallo-blu. Di Capua, trova Teramo che prova a coordinarsi, deviazione e rimessa laterale per la formazione biancoverde. Si torna da Sosa. Teramo sbaglia quel controllo in malo modo. Musumeci. Scopelliti, movimento di Gio Pedotti. La palla per Musumeci, buona giocata per la Sportiva Futura, rimessa laterale per i giallo-blu. Pedotti, Onorio, ancora Onorio, sbaglia Onorio, attenzione a Divanei, ma poi torna Pedotti, contropiede per la Futura, Musumeci, l'intervento di Sosa come se avesse fatto un gol. Grande giocata difensiva di Sosa. Musumeci, Parisi, si alza Parisi, Onorio, predica calma Onorio, torna da Scopelliti, Pedotti, Scopelliti, Onorio, attenzione, si libera, ancora Onorio per Pedotti, ci arriva sulla palla, Fanfolla. Altra giocata difensiva per il Giovinazzo, ma la Polisportiva Futura c'è, attenzione a Divanei, non controlla bene, si riparte nuovamente senza esclusione di colpi. Onorio, ancora Onorio, mantiene la palla, Musumeci, deviazione di Divanei in calcio d'angolo. Pedotti va di testa per Musumeci, mantiene la palla in campo per un attimo, rimessa laterale per il Giovinazzo. Time out chiamato questa volta da Luigi Bernardo. Si ritorna in campo al Palapanzini, 5:33 sul cronometro, punteggio di 2-1, ricordiamo i marcatori, doppietta di Divanei per il Giovinazzo, Umberto Onorio invece per il momentaneo 1-1 della Polisportiva Futura. Sbaglia tutto qui Palumbo, rimessa laterale per la Futura. Falcone, Pisetta per Onorio, riesce a trovare l'Abate che fa valere le sue lunghe leve. Pisetta, Parisi, esce di Capua con i pugni, palla per la Polisportiva Futura. Pisetta ancora con la deviazione, calcio d'angolo, anzi rimessa laterale per la Polisportiva Futura. Schema per la Futura, ma c'è ancora l'onnipresente Sosa. Palumbo
Sosa con l'esterno spazza via. La rimessa sarà per la Futura. Falcone. Sbaglia tutto Onorio, attenzione, Teramo si attarda e poi ritorna indietro. Voleva una gestione diversa il pubblico. Sosa, Di Fonso. Ancora Sosa, non ci arriva Di Fonso, controlla Pisetta. Falcone, L'Abate, Onorio, Falcone, Onorio, c'è L'Abate, attenzione, poi la palla per Falcone che non ci arriva, controlla solo per un attimo. Sosa, l'ultimo tocco che è di L'Abate, pressing della Futura. Sosa esce molto bene questa volta. Teramo. Sosa, Palumbo, Di Fonso. La palla per Palumbo. Grande parata di Parisi sulla linea. Calcio d'angolo Giovinazzo. Salvato qui la porta e la rete possibile del 3-1. Parisi. Attenzione qui, il calcio d'angolo battuto male da Sosa, riparte per Onorio, ritorna ancora Sosa che rimedia subito all'errore. Gesto da far vedere ai giovani appassionati del calcio a 5 come rimediare all'errore. Immediatamente Sosa con grande determinazione è tornato sulla palla. Pedotti. Parisi va a lungo. Parisi, attenzione, di capo, forse è andato troppo avanti. Riesce comunque a metterci una pezza. Calcio d'angolo per il Giovinazzo. Pedotti, alle stelle la conclusione di Pedotti. Tentativo abbondantemente alto per Gio Pedotti. Di Fonso, Sosa. Ultimo tocco che è di Falcone. Palumbo, Sosa, Piscitelli. Di Fonso sbaglia per un attimo, ma poi L'Abate non riesce a mantenere la palla. Piscitelli. Sosa a lungo, ma non ci arriva Di Fonso, lascia scorrere Parisi. Che adesso va dall'Abate che prende posizione al cospetto di Piscitelli. Falcone non arriva sulla palla perché è caduto, ma poi riesce a mantenere la palla alla Polisportiva Futura. Però c'è il fallo combinato ai danni di Pisetta, attenzione, vediamo la decisione dell'arbitro che per un attimo aveva pensato anche di espellerlo. Sicuramente sono 4 i falli per la Polisportiva Futura. Ha avuto la peggio Di Fonso che è rimasto a terra. Gioco momentaneamente interrotto. Proteste vibranti del pubblico biancoverde. Calcio di punizione per il Giovinazzo, si dovrebbe riprendere. È uscito Di Fonso, è rientrato Di Vanei. Vediamo un po' se proverà la conclusione.
Sosa serve Palumbo per un attimo, poi allontana Torino. Sosa, movimento di Piscitelli che trova Di Fonso, attenzione a Di Fonso, poi torna sulla palla Pedotti. Falcone va ancora da Scopelliti, poi ancora Falcone. Falcone, attenzione per Torino. Torino sbaglia tutto, però riparte il Giovinazzo con Di Fonso, ancora Di Fonso. Riesce a intervenire però Pedotti. Palla che torna a disposizione del Giovinazzo. Divanei di tacco. Poi Sosa a memoria per Divanei che controlla anche bene la palla, che viene un attimo rallentata, poi non riesce a trovare Piscitelli. Divanei. Scopelliti, Pedotti, attenzione a Piscitelli che aveva mancato l'aggancio. Sosa riparte per Di Fonso, Di Fonso per Divanei, non trova la porta. Divanei ha sfiorato il 3-1 Giovinazzo. Si era allungato Divanei da buona posizione, non è riuscito a trovare la porta. Onorio. Torino. Sbaglia tutto Torino. Rimessa laterale per il Giovinazzo. Sosa trova Alessandro Marolla che si immola. Conclusione interessante, probabilmente destinata verso la porta. Torino, Onorio, Pedotti, deviazione, rimessa laterale, 1:47 da giocare. Onorio, Scopelliti, Onorio, Pedotti, riesce a servire Torino. Attenzione alla palla per Pedotti, blocca Di Capua. Ha sfiorato il 2-2 la Futura, poi Parisi controlla facilmente. Era Squillaci, non Torino, scusate. Scopelliti intanto, Onorio, Squillaci, va Squillaci, deviazione da parte di Sosa. Onorio, Pedotti. C'è però l'intervento di Alessandro Marolla con grande esperienza, poi torna da Sosa. Sosa per Di Fonso che anticipa il suo marcatore sotto il minuto prima dell'intervallo. Onorio, attenzione a questo passaggio impreciso di Onorio. Rimessa laterale per il Giovinazzo, 49-7 da giocare. Sosa, Di Fonso, attenzione a Marolla, mantiene palla Marolla, poi Divanei e alla fine arriva Sosa che spedisce la palla alta, ma era più un tentativo di alleggerimento questo. Scopelliti, Onorio, Pisetta, Onorio, va Onorio per Squillaci, rinviene Divanei, ma la Futura mantiene la palla. Pisetta, deviazione di Marolla, rimessa laterale. Si prepara anche l'Abate. Onorio per Pisetta e l'Abate se lo divora da posizione ultra favorevole, a un passo dal 2-2 la Polisportiva Futura, proprio a 13 secondi dalla fine del primo tempo.
Divanei fa possesso saggiamente il Giovinazzo. Sosa va però da Alessandro Marolla. Ultimo tocco di Alessandro Marolla, 4 secondi. Pisetta batte la rimessa laterale, va Pisetta, il tocco di Di Fonso. Tre secondi e 5, rimessa lunga di Pisetta, trova direttamente all'esterno della rete. E finisce qui il primo tempo. Defender Giovinazzo in vantaggio 2-1 sulla Polisportiva Futura. Piccolo break 10 minuti, poi nuovamente qui dal Pala Panzini per le emozioni di un match equilibratissimo.
Si riparte al Palapansini, 2-1 il parziale per il defender Giovinazzo grazie alla doppietta siglata da di Onorio. La rete momentanea 1-1, gara bellissima aperta. Primo pallone della ripresa che sarà giocato ovviamente dalla Polisportiva Futura, che attaccherà dalla destra alla sinistra dei vostri schermi. (4-4) il finale di Tombesi Ortona Melilli, un risultato importante che può interessare indirettamente le due squadre che scendono in campo al Palapansini, entrambe proiettate per l'obiettivo playoff. Pisetta, Falcone, Onorio, Pisetta, la deviazione di Divanei, rimessa laterale per la Polisportiva Futura. Pisetta va da Onorio, Pisetta ritorna da Onorio, L'Abate torna da Onorio, palla lentissima però, l'ultimo tocco di Divanei, rimessa laterale per la Polisportiva Futura. Falcone si coordina malissimo, si torna dunque da Di Capua. Di Capua, Di Fonso, Sosa va da Divanei che non riesce a tenere la palla in campo. Ovviamente due squadre al pari tutta la due elite chiamate al turno infrasettimanale nella giornata di martedì. Per il Giovinazzo sarà derby contro il Capurso. La Futura che invece riposerà nella prossima giornata. L'Abate non arriva sulla palla, tutto facile per Stino Di Capua. Movimento di Fanfulla che mantiene la palla per un attimo, poi riparte la Futura. Attenzione, l'Abate, ancora l'Abate per Falcone, Onorio, Pisetta. Si rinnova il duello con Divanei, questa volta lo vince Pisetta, ma poi è Sosa bravissimo ad andare in scivolata. Pisetta, conclusione potente che termina però abbondantemente al lato. Di Fonso, capocannoniere con 15 gol per il Giovinazzo. Divanei, Sosa, Fanfulla mantiene la palla solo per un attimo perché poi c'è l'esperienza di Onorio che si fa valere. Attenzione alla Futura, l'Abate a spazio, ancora l'Abate incespica sulla palla, l'Abate pasticcia. Buon per il Giovinazzo che riparte con Divanei. Sosa, movimento di Fonso, ancora Sosa, va in scivolata Falcone, ma la rimessa è per il Giovinazzo. Divanei entra durissimo qui Falcone che viene anche ammonito. Brutta entrata di Falcone e alla peggio Di Fonso. Di Fonso, Sosa. Di Fonso, ancora da Sosa. Di Fonso interviene sulla palla Falcone, altro intervento ruvido, ma questa volta nettamente sulla palla. Prova a ripartire Sosa. Tentativo che termina su esterno della rete. Era sulla traiettoria comunque Parisi. Onorio per Scopelliti, è entrato al pari di Gio Pedotti. Proprio Pedotti, l'ex Bicele che riceve palla. Onorio riesce ad andare via. Onorio, attenzione, non arriva sulla palla Pisetta. Poi è molto bravo Divanei a lasciar scorrere. Ma bella giocata di Umberto Onorio. Di Fonso, Divanei, Di Fonso, Sosa
controlla facilmente Parisi, fa ripartire Onorio, attenzione Onorio che ha spazio, ancora Onorio va da Pisetta, attenzione al tiro di Pisetta, la parata di Capua, poi ancora Pisetta, questa volta di sinistro, tentativo alto. Divanei, Di Fonso, Sosa, attenzione che sbaglia, poi Pisetta, calcio di prima intenzione, si lamenta Onorio che voleva una gestione diversa della palla. Attenzione a Divanei che controlla benissimo, poi ritorna Pedotti. E l'ultimo tocco è di Divanei. Pedotti, Onorio. Cenno d'intesa con Pizzetta, ma suggerimento sbagliato anche per Onorio. Chiomarolla per Fanfulla intanto per il Giovinazzo. Di Fonso, Sosa, intercetta Pedotti, Scopelliti, va da Pisetta, poi sbaglia il controllo Pisetta. Qualche errore tecnico da una parte e dall'altra in questo frangente di gara. Sosa va comodo da Chiomarolla, ancora Sosa, sbagliato tutto, attenzione a Pisetta che ha spazio, Pisetta, la parata di Capua. Bravissimo Di Capua qui. Pedotti ancora per Pisetta, di contrabbalzo, palla fuori. È sferato il 2-2 la Polisportiva Futura. Divanei, Sosa, Divanei, Di Fonso, Sosa, lungo per Divanei, controllo di Divanei, ha provato a calciare al volo, palla alta, Pisetta, Onorio, Pisetta, Onorio, Scopelliti, Pisetta prova a lanciarsi da solo, controlla però la difesa del Giovinazzo, Di Capua, Di Fonso, Divanei, Di Fonso, Sosa, Di Fonso, prova ad andare via Di Fonso, va via Di Fonso, ancora Di Fonso, guadagna il rimpallo favorevole e l'ultimo tocco è di Pisetta. Scopelliti comunque si lamenta con l'arbitro, aveva pensato appunto che la palla fosse uscita da prima. Di Fonso, Sosa, Divanei, Sosa, attenzione a questa palla geniale per Di Fonso che cestina non trovando la porta, palla geniale di Sosa per Di Fonso, ma non altrettanto bravo l'argentino qui a trovare la porta. Chance per il Giovinazzo. Scopelliti, attenzione a Divanei che riparte, ritorna da Sosa, Di Fonso, Divanei, Chiomarolla, Divanei, Sosa, torna da Divanei, poi il controllo di Di Fonso che guadagna questa possibilità, ancora Di Fonso che va via, il fallo di Gio Pedotti, mani nei capelli per l'esperto calcettista della Polisportiva Futura che non è d'accordo con la decisione dell'arbitro. Secondo fallo per la Polisportiva Futura. Tanto è il pareggio del Cus Molise contro il Bulldog Capurso. Calcio di punizione per il defender Giovinazzo. Di Fonso sul punto di battuta. Di Fonso, Divanei, Di Fonso opta per la gestione Giovinazzo, poi c'è il fallo però di Sosa su Scopelliti
Protesta tra Sosa e il primo arbitro. Blocco irregolare chiamato ai danni dell'uruguagio. Attenzione che c'è l'intervento dell'arbitro, estratto il giallo al tecnico della Polisportiva Futura. Onorio, Scopelliti, Pedotti, Onorio, Pedotti, Onorio, Pedotti. Intervento di Di Fonso, ci arriva Falcone, poi Sosa mantiene palla, serve Divanei, Di Fonso contro Falcone, duello tra brevilini questo. Di Fonso, ancora si rinnova il duello con Falcone. Sosa, Di Fonso, Sosa ancora, prova ad arrivarci Falcone. L'ultimo tocco è di Falcone, entra Palumbo, esce Divanei intanto per il Giovinazzo. Lungo intanto il passaggio di Sosa, 14-19 su cronometro. Gio Pedotti, Scopelliti, Onorio, Scopelliti, Pedotti, ultimo tocco di Fonso, rimessa laterale per la Polisportiva Futura. Scopelliti, Pedotti, ancora Scopelliti, Pedotti, Onorio, lungo Onorio, ci arriva sulla palla Piamarolla, rimessa laterale per la Polisportiva Futura. Anzi, dovrebbe essere calcio d'angolo per i reggini. Pallone per Falcone che non trova la porta. Buona chance per la Polisportiva Futura con il guizzo di Falcone. Piamarolla, Sosa, il movimento di Teramo, suggerimento però impreciso di Chamorro Sosa. Scopelliti, Pedotti di prima per l'Abate che mantiene la palla, l'Abate fa viaggiare Scopelliti, rientra Scopelliti, ma riparte poi Giovinazzo con Sosa, grande guizzo di Sosa, Sosa rientra ma c'è Onorio che adesso esce in luogo di Pisetta. Palumbo apparecchia la palla, poi c'è l'intervento di Scopelliti. Sosa di prima intenzione, riparte però la Polisportiva Futura, l'Abate, Pedotti, Pisetta, Scopelliti di prima per l'Abate, Pisetta calcia di prima intenzione, deviazione. E rimessa laterale per i giallo-blu. Parisi, va Parisi, palla vicinissima all'incrocio, grande chance per la Polisportiva Futura con questa conclusione fortissima di Parisi. Piamarolla, attenzione, l'Abate recupera palla, poi c'è Teramo, prova Teramo, Palumbo con corpo all'indietro, guadagna la rimessa laterale la Polisportiva Futura.
Falcone entra in campo per Scopelliti. Pedotti. L'Abate. Pisetta. Pedotti. Non arriva sulla palla Falcone, rimessa laterale per Giovinazzo. Di Capua. Teramo. Palumbo. Guadagna la palla l'Abate, però poi non riesce a tenere la sfera in campo. Divanei. Teramo. Divanei. Ancora Divanei con il pressing asfissiante di l'Abate. Riesce però Divanei almeno a guadagnare metri, perché la palla poi è della Polisportiva Futura. Pisetta. Ancora Divanei. Rimessa laterale per la Polisportiva Futura. Falcone. Pisetta. Pedotti. Parisi. C'è però l'intervento di Capua. Si prepara il capitano Piscitelli per il Giovinazzo. Sosa. Attenzione a Sosa con Falcone che ha provato a rubargli la palla, ma ancora Sosa. Scatenato Sosa. Sbaglia però il suggerimento. Fa e disfa Sosa in questa situazione. Pedotti riparte per la Polisportiva Futura. Poi Falcone non ci arriva. Tornato in vantaggio il Bulldog Capuzzo, così come in vantaggio il Taranto. Attenzione, riparte il defender Giovinazzo. Teramo calcia. C'è però l'intervento di Onorio. Teramo. Piscitelli. Teramo. Attenzione a Teramo, il pubblico che non ha gradito questo leziosismo di Teramo. Rimessa laterale per la Polisportiva Futura. Scopelliti. Pisetta. Arriva Divanei, poi il palo colpito da Palumbo. Incredibile, sfiora il 3-1 il Giovinazzo. Palumbo che non è riuscito a trovare la porta, o meglio l'ha trovata, ma il palo che ha detto di no al numero 23 del Giovinazzo, l'Abate, che qui controlla male. Si è divorato il 3-1 Palumbo. Divanei. Piscitelli. Deviazione di l'Abate. Esce l'Abate. Entra Squillaci per formazione giallo-blu. Divanei va con il destro, non riesce a trovare Di Fonso. Parisi. Attenzione la gestione non perfetta da parte della Polisportiva Futura. Pisetta. Squillaci non arriva sulla palla, si ritorna da Di Capua. Poi Palumbo. Controllo infelice da parte di Palumbo. Scopelliti. Pisetta, ancora Scopelliti. Pisetta. Viene esteso da Palumbo. Secondo fallo anche per il Giovinazzo. Calcio di punizione per la Polisportiva Futura. Battuto subito Onorio. Squillaci. Scopelliti. Non arriva sulla palla Onorio. Tanti errori in fase di possesso per la Polisportiva Futura in questo secondo tempo. Di Capua. Lungo.
Non trova nessun compagno, si torna da Parisi allora. Parisi per Squillaci, prova a girarsi Squillaci, Scopelliti, Pisetta, carica il destro consueto, deviazione e rimessa laterale per il Giovinazzo. Pisetta carica il destro, poi la deviazione di Palombo. 10:05 su cronometro. Pisetta, ancora Pisetta, conclusione, deviazione da parte di Palombo. Resta in proiezione offensiva la formazione Reggina. Scopelliti, ancora Pisetta, smorza la conclusione, poi Onorio, la respinta da parte di Capua. Ha avuto la peggio però Umberto Onorio. Sarà calcio d'angolo per la Polisportiva Futura, anzi non è dello stesso avviso all'arbitro, quindi si riparte con la rimessa per Di Capua. Di Fonso, Di Vanei per Di Fonso, controllo di Di Fonso, si accentra Di Fonso, poi Piscitelli, tunnel, viene esteso ma non c'è il fallo secondo l'arbitro. Scopelliti, Squillaci si coordina, non trova la porta. Di Vanei, ha capito tutto Pisetta, va da Squillaci, Scopelliti, Onorio, ancora Onorio, Pisetta, prova a girarsi Pisetta, subisce fallo da parte di Fanfulla, calcio di punizione per la Polisportiva Futura. Onorio Pisetta sul punto di battuta. Va Pisetta, deviazione da parte di Fanfulla. Poi viene pressato da Fanfulla, Pisetta si libera della palla. C'è Parisi. Attenzione a Parisi, come avevo visto è dotato di un tiro niente male. L'Abate prova a girarsi, poi Pisetta mantiene la palla, ancora l'Abate, la respinta di Capua. L'Abate ritorna sulla palla, poi Di Vanei se ne libera, trova la testa di Di Fonso, rimessa dal fondo per la Futura. Anticipo di Sosa che si mangia qui l'Abate, poi Fanfulla, beneficio del rimpallo, la palla per Di Fonso che non sbaglia e fa esplodere il Palapansini. 3-1 Giovinazzo, un cioccolatino di Fanfulla per Di Fonso che non ha potuto sbagliare e fa 3-1 per il Giovinazzo. A lungo dei biancoverdi, 8:35 sul cronometro. Palapansini è una bolgia adesso. Onorio, Scopelliti, primo allungo di giornata. Onorio, Falcone, il pressing da parte del Giovinazzo, il time out chiesto da coach Sacco per la Polisportiva Futura dopo il 3-1.
Si ritorna in campo con la rimessa laterale per la Polisportiva Futura. Falcone sul punto di battuta. Ricorre per adesso a Parisi, probabilmente sì, il luogo di Scopelliti, quindi quinto di movimento per la Polisportiva Futura. Cioè ha tratto in inganno la posizione di Scopelliti, che era rimasto praticamente nel rettangolo di gioco. Adesso si mette la pettorina per accomodarsi in panchina. Quinto di movimento dunque per la Polisportiva Futura. Pisetta, Pedotti, Scopelliti, Onorio, Pisetta, Pedotti, palla per Scopelliti, ancora Pedotti, Falcone, Pisetta, Scopelliti, Pisetta, Scopelliti, Falcone. Possesso palla prolungato da parte della Polisportiva Futura. Pedotti, Falcone, Onorio, Falcone, Pisetta, finta di Pisetta, Pedotti, ancora Pisetta, Scopelliti, Pisetta, Onorio, la palla che però viene intercettata per un attimo dal Giovinazzo, poi ritorna a disposizione della Futura. Scopelliti, Onorio, chiede il movimento di Scopelliti, Pedotti, Scopelliti, Pisetta, Scopelliti, Pisetta, si ricompatta il Giovinazzo, Pedotti, Onorio, stretti i giocatori biancoverdi, Falcone, Onorio, Falcone, Onorio, Pisetta, Pedotti, Falcone, Pisetta, Pedotti, Onorio, attenzione, la palla che per un soffio non arriva. Scopelliti, che era pronto di testa ad appoggiare in rete, di capo inevitabilmente battuto. Salva però Giovinazzo, 6:02 sul cronometro, calcio d'angolo per i gialloblu. Pedotti, deviazione da parte di Onorio, calcio d'angolo per la Polisportiva Futura. Pedotti, Pisetta, Scopelliti, Pedotti, ancora Pisetta, Onorio intercetta per un attimo Sosa, poi l'ultimo tocco è da parte dei biancoverdi. Pisetta, Pedotti, Onorio, corridoio che viene intercettato da Sosa. Onorio trova la deviazione, calcio d'angolo, non era disposta benissimo qui la difesa del Giovinazzo. Pisetta trova il palo esterno, ultimo tocco è del Giovinazzo. Pedotti, Pisetta, Onorio, Falcone di prima intenzione, c'è Sosa, Pedotti, ancora Pisetta, Pedotti, Onorio, Pedotti, Scopelliti, corridoio che non trova Falcone, deve ritornare in campo Parisi. 4:47 alla fine del secondo tempo.
Di Fonso prova a tenere la palla, ci riesce, le giocate di Fonso, poi ancora Di Fonso che elude l'intervento di Pedotti, riesce però a intervenire sulla palla la Polisportiva Futura. Pisetta mantiene palla, incitamento del Pallapansini. Onorio, Gio Pedotti, Pisetta, Falcone, ultimo tocco di Sosa. Gio Pedotti, Pisetta, Gio Pedotti, Scopelliti, Falcone, trova Onorio, attenzione a Onorio, Pisetta mette in mezzo, c'è però la deviazione di Fonso. Onorio, attenzione a Pedotti che ha spazio, decide però di non calciare. Pisetta, Scopelliti, Pisetta, Scopelliti, Onorio, ancora Onorio, Pedotti, Scopelliti, un po' schiacciata adesso Giovinazzo, ma sempre compatto. Pedotti, Onorio, Falcone trova la deviazione di Vanei. Onorio, Pedotti, Onorio, 3:10 sul cronometro, ancora Onorio, corridoio di Falcone che non trova però nessun compagno. Attenzione lungo per Di Fonso, questo pallone non riesce però a intervenire Di Fonso, problemi per Pisetta intanto. Si rinnova il cambio, Scopelliti Parisi, 2:54 sul cronometro. Pisetta, Pedotti, Onorio, Pedotti, Pisetta, Pedotti, Scopelliti, Pedotti, Scopelliti, Falcone, Pedotti, Onorio, Pisetta, attenzione, palla arretrata per Pedotti che riesce a controllarla. Pisetta, Scopelliti, attenzione alla Futura, poi Pedotti, c'è però Di Capua, attenzione Di Capua, Di Fonso, porta sguarnita, Di Fonso, viene triplicato il numero 10, ma guadagna tempo prezioso. Di Fonso, va via Onorio, poi l'intervento da parte di Pisetta, 1:50 sul cronometro. Pedotti, Pisetta, Pedotti, Falcone, Pisetta calcia con il corpo arretrato, blocca però Di Capua, porta sguarnita, Di Fonso riesce ad andare via Pedotti, palla però termina fuori. Pedotti, Pisetta, i fischi assordanti al Pallapansini. Pisetta, Falcone, Onorio, non perfetto con questo passaggio, poi ancora Onorio, prova a rientrare Onorio, ultimo tocco di Onorio, rimessa laterale per il Giovinazzo, 1:08, Piscitelli, arma il compasso, ma blocca tutto Parisi,
Gestito male questo possesso da parte del Giovinazzo. Falcone, finta di Falcone, ancora Falcone, rinviene sulla palla Sosa, porta sguarnita, Di Fonso sbaglia il passaggio, però 4 contro 2 per la Futura. Pisetta, Scopelliti, regalo per la Polisportiva Futura che torna sul -1, 3-2. Gestito malissimo il possesso dal Giovinazzo, 3-2, c'è ancora partita, 49 secondi e 6 centesimi alla fine. Non si ferma però il Palapansini, Parisi non controlla benissimo, Pedotti, Pisetta, 40 secondi. Pedotti, attenzione, ci sarà da soffrire per il Giovinazzo. Pisetta, siamo sui 30 secondi. Pisetta, Scopelliti in mezzo per il pareggio di Gio Pedotti. Incredibile, 3-3 il pareggio di Gio Pedotti. Incredibile. 3-3, 27 secondi dalla fine. 2 gol nell'ultimo minuto per la Polisportiva Futura che va sul 3-3. Si ritorna in campo, 27 secondi, 5 centesimi alla fine di un bellissimo Giovinazzo Polisportiva Futura. Clamorosa rimonta della Futura con 2 gol nel giro dell'ultimo minuto. Prima a 44 secondi dalla fine, poi a 27 secondi. Scopelliti su regalo di Di Fonso praticamente. E poi il pareggio di Gio Pedotti, tutto solo, con la difesa del Giovinazzo mal disposta. Quinto di movimento per il Giovinazzo che prova il tutto per tutto, prova anche a vincerla rischiando. Di Fonso, Teramo, Di Fonso, Divanei, 16 secondi alla fine. Divanei, Sosa, siamo a 10 secondi dalla fine. Attenzione, la palla è lunga però per Di Fonso. Torna in campo Di Capua, 7 secondi dalla fine. Onorio, vediamo se prova a calciare la Futura, ma finisce qui la partita. 3-3 tra Defender Giovinazzo e Polisportiva Futura. 2 punti persi per il Giovinazzo per quanto visto nell'ultimo minuto. Nulla però da togliere alla prestazione della formazione biancoverde. Rimonta gagliarda invece per la Polisportiva Futura e va a terminare dunque questa telecronaca. Ringrazio Sebastiano Ursi in cabina di regia e vi do appuntamento